La rabbia dei cittadini senza acqua. Manifestazione a Fontanelle. In una palazzina del quartiere l'acqua si perde allagando il cortile. Presentato il programma della festa più attesa dagli agrigentini. Sit-in dei Vigili del Fuoco di Agrigento per chiedere più personale. Chiuso l'aeroporto di Catania per la Cenere, dovrebbe riaprire a breve. Presentato il piano salute dell'ASP di Agrigento. Per la pagina sportiva parliamo della nuova Pro Favara e degli arrivi in casa Acragas. Benvenuti su TVA Notizie. La crisi idrica anche oggi occupa la prima pagina. A Fontanelle c'è stata una manifestazione con una raccolta di firme. Noi l'abbiamo seguita. Siamo tornati indietro di decine di anni, quando l'acqua era davvero un problema insopportabile, ma nessuno avrebbe scommesso che a distanza di decenni la vergognosa situazione sarebbe tornata facendo disperare le famiglie agrigentine. È vero che il problema interessa tutta la Sicilia, ma è qui ad Agrigento che non si vedono spiragli, che non si muove foglia per ridurre i disagi della gente. Le manifestazioni come quella di Fontanelle, della quale ci occupiamo, sono sintomo di stanchezza, ma anche di sfiducia verso le istituzioni, dalle quali si attendono segnali forti, capaci di dare certezze, di rassicurare con i fatti i cittadini. Neppure l'imminente taglio del nastro per Agrigento, capitale della cultura, mancano appena 5 mesi. Neppure questo, insomma, smuove chi ha il dovere di cercare e trovare le soluzioni possibili. Noi abbiamo preso di buon grado questa iniziativa di raccolta firme che allegheremo ad una lettera che è ancora in fase di allestimento, di completamento, va bene? Questa lettera servirà a fare pressione sul problema dell'acqua, dell'emergenza idrica che stiamo subendo. Non la viviamo, la subiamo e siamo qui a Fontanelle, ci solidarizziamo a vicenda, cioè noi della centro città veniamo qua a raccogliere firme insieme agli amici di Fontanelle Insieme che hanno avuto questa splendida idea che sta raggruppando una marea di persone e aspettano come gli uccellini che aspettavano la mamma che portasse il vermicello. Hanno visto questo gazebo e si sono catapultati. Ma questo è il segnale proprio della necessità che la gente ha, della urgenza che la gente ha di risolvere il problema che non lo vediamo affrontare con la necessaria emergenza. Ecco, a Licata è già arrivata una nave che contiene 1.500.000 litri di acqua. Dice non è molto, però è un segnale che i licatesi hanno saputo far sentire la loro voce. Ad Agrigento ancora non arriva niente, arrivano solo notizie di milioni e milioni che arriveranno ad Agrigento, non si sa dove, quando e per cosa. Allora, io sono Daniela Vizzini, abito a Fontanelle, la situazione a casa mia è la seguente: non faccio altro che comprare acqua delle bottiglie per poter lavare indumenti, buttare acqua nei gabinetti, lavarci a stento, perché si è riusciti a ridurre Fontanelle con tutti i palazzi dotati di cisterne a secco totale, ed è una cosa vergognosa nel 2024 dover dire a mia figlia, come mio padre diceva a me, mi raccomando l'acqua la devi riciclare per buttarla nel bagno. È una situazione esasperante, vergognosa, non degna della città di Agrigento, che potrebbe essere un gioiello, ma è stata negli anni distrutta. E una cosa voglio dire, lasciamo perdere quello che
non hanno fatto negli anni passati, ma da gennaio fino a giugno, perché è da gennaio che si capisce che ci doveva essere la riduzione della portata dell'acqua. Che cosa è stato fatto? L'emergenza se ne dovevano accorgere prima, non a giugno, e con questo ho detto tutto. Abitiamo nelle case popolari di Siracusa ed è 20 giorni che non viene acqua da noi. Nelle prime vasche viene l'acqua, ci arriva, nelle altre 2 vasche non arriva niente. Che dobbiamo fare? Abbiamo pagato l'acqua, quella che ci fate pagare, che ci arriva ogni 3 mesi, e l'acqua che ci portate voi. Da quando è che non arriva? Da 20 giorni. Da noi 20 giorni, nelle vasche avanti 2 volte ci è venuta il giovedì e il martedì. Abbiamo questo problema di acqua da sempre, praticamente ricordo di questo del problema dell'acqua da quando sono nata. Mio padre lavorava all'ufficio idrico al comune di Agrigento e già questo problema esisteva. Quindi questo problema fu solo risolto per un breve periodo di tempo, perché secondo gli amministratori comunali si era risolto il problema. Adesso questo problema si è evidenziato ancora di più, ma siamo arrivati adesso il problema praticamente non può più essere sopportato, perché l'acqua è il primo bene necessario per ogni famiglia. Da quanto tempo lei non la riceve? 21 giorni che non abbiamo acqua, e quasi un giorno sì e un giorno no, dobbiamo prendere un'autobotte d'acqua che non è bastevole per un intero condominio. E restiamo a Fontanelle, dove dal 23 marzo scorso nel condominio Cefa in via Alessio Di Giovanni c'è una perdenza che si verifica ad ogni erogazione, con l'acqua che fuoriesce da un muro di contenimento e allaga l'area sottostante, praticamente riducendo la portata. Sul posto l'AICA ha effettuato a più riprese degli scavi, ma senza riuscire, a quanto pare, a risolvere il problema. E parliamo adesso della festa di San Calogero. Questa mattina presso il santuario è stato presentato il programma del festino con una conferenza stampa. Arturo Cantella. Quali le novità di questa edizione di San Calogero 2024? Questa edizione di San Calogero 2024 ha tante novità, tra le più importanti, soprattutto per il sentimento degli agrigentini verso San Calogero, la possibilità di salire sul Fercolo per baciare San Calogero, però soltanto in alcune fermate. Chiediamo a tutta la popolazione di essere attenta anche a queste norme che ci vengono date dalla questura, dalle autorità, in modo tale da poter svolgere serenamente questa festa e da poter onorare il santo così come è giusto. Per quanto riguarda l'uscita del santo dal santuario, come si devono comportare? Allora, i fedeli potranno stare tranquillamente sulle scalinate in modo tale che il santo possa uscire agevolmente dal santuario. Non si potrà sul sagrato salire sul Fercolo, ci sarà soltanto la benedizione. Poi per poter salire la scalinata deve essere totalmente sgombera, perché ci dicevano le autorità, essendo una scala che non ha vie d'uscita, qualora il santo dovesse spostarsi a destra o a sinistra, si rischierebbe di schiacciare qualcuno al muro. Quindi chiediamo la collaborazione a tutti i cittadini di poter liberare la scala per poter salire verso via Roma. Per quanto riguarda il pane invece? Per quanto riguarda il pane, le norme sono sempre le solite. Chiediamo ai cittadini soprattutto di non sprecare il pane, pensando a dei buoni pane che possono essere fatti nei vari panifici di Agrigento, da donare ai poveri, da portare il pane alla Locanda di Maria oppure alla Mensa della Solidarietà, in modo tale che il pane sia un bene che possa aiutare gli altri e che non vada sprecato. Si parte con O Venere a Villa, 19ª edizione. Sì, inizierà giusto questa sera, inaugureremo la festa come da tradizione, perché già alla fine dell'Ottocento c'era questa tradizione, una volta nella Villa Garibaldi, adesso è rimasto solo il nome, Lo Venere alla Villa, però inaugureremo così la festa con un momento di convivialità, di cordialità e anche di spettacolo. Avete anche sottolineato la collaborazione dei vari enti pubblici nei vostri confronti quest'anno, forse più degli altri anni?
Ogni anno c'è una sinergia, ecco, con gli enti pubblici, perché, ecco, non soltanto sostengono alcune spese della festa, ma anche, ecco, ci aiutano nell'organizzazione, nel presentare le varie richieste, le varie cose che sono bisogno, soprattutto i piani di sicurezza e quant'altro. Ci sono anche dei momenti di allegria con degli spettacoli, si parla di Nino Frassica e di un altro musicista. Sì, questi sono inseriti nel programma di San Calogero, non dipendono dal santuario, però, ecco, servono anche questi momenti per riuscire a vivere bene la festa. Allora, le novità sono, a parte Venera Villa che sarà arricchito grazie all'amministrazione, lo ribadisco sempre, comunale, che ci ha mandato un artista di lustro, quindi molto famoso, che è Marco Manera. Quindi ringrazio il sindaco e l'assessore Giulla che si è impegnato tantissimo. Poi la passeggiata con i bambini, ripeto in conferenza stampa, che è stata fortemente voluta dall'associazione, perché i bambini sono la gioia della nostra vita, che partirà da Piazza Municipio, arriverà fino al Sagrato con un omaggio floreale a San Calogero, e poi i preti benediranno questi bambini. Poi ci sarà l'Andinna a San Leone, che è organizzata dai Tammura di Girgenti, e l'altro evento, Salvatore, aiutami. San Calogero a Braccia alla Valle, giorno 9 alla Valle dei Templi. Volevo aggiungere che la 19ª edizione di Venera Villa, che si svolgerà questa sera, apre ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Calogero. Poi del resto le processioni sono imminenti, abbiamo l'ultima riunione questa sera in questura per definire il tutto, ma già Don Giuseppe ha spiegato le vie, le guide che ci saranno. Ci saranno pure praticamente un concorso per il fotografo San Calogero, che credo sia una cosa che si ripete negli anni, che nel prossimo anno con la confraternita, con il rettore, così inseriremo nel programma. E chi ha delle foto che deve fare effettivamente? Delle foto praticamente ogni anno viene fotografato, diciamo, gli attimi di questa manifestazione di San Calogero, e quindi poi ci sarà una raccolta e ci sarà una giuria che valuterà praticamente il primo concorso e chi potrebbe, diciamo, essere il vincitore della manifestazione attraverso, diciamo, una giuria. Volevo ricordare che noi sabato, quindi domani, abbiamo la giornata dedicata ai defunti confrati e portatori. Lunedì alle 20:30 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica, dove ci saranno esposti dei quadri, delle foto, ed è bello quando vengono le persone a visitarla, che vedendo le foto dicono: guarda, mio padre, mio nonno, mio zio, ed è una cosa meravigliosa. Poi abbiamo altri appuntamenti che man mano nel programma sono stati evidenziati, e io colgo l'occasione di ringraziare intanto la confraternita, perché è stata chiamata a dei servizi, a degli incarichi. Saranno giorni pesanti, ma con la grazia del Signore, rivolto verso il nome di San Calogero, riusciremo. E poi anche un plauso va all'Associazione dei Portatori, perché senza di loro, io l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre, la festa non si può svolgere. Quindi grazie a tutti e buon San Calogero a tutti. Basta, lo dicono a gran voce i vigili del fuoco di Agrigento, i quali non riescono a soddisfare tutte le richieste di intervento per carenza di personale. Oggi un sit-in davanti alla prefettura. Arturo Cantella. Una manifestazione oggi davanti alla prefettura per sollecitare principalmente l'invio di mezzi, di uomini, in quanto, diciamo, siamo carenti nella nostra provincia. Ecco, attualmente quale sarebbe il fabbisogno necessario alla caserma Villa Seta e non solo? Si parla che siamo un personale quasi dimezzato, perché ci siamo trovati a lavorare con squadre. Quante persone? Quantifichiamo? Dimezzato, ecco, quanti siete? Spiegateci meglio in modo che la gente lo capisca. Almeno al momento ci vorrebbero altre 50 unità per poter coprire tutto il territorio provinciale, perché ci siamo trovati a lavorare con squadre ridotte, tra virgolette ridotte, di 4 addirittura 3 unità. Capite bene che noi facciamo un soccorso alle persone, siamo dei professionisti del soccorso, facciamo un soccorso tecnico urgente.
Quindi quando noi andiamo a soccorrere le persone che ci chiedono aiuto non si può andare a diminuire le personale e in questo caso allo stesso tempo ridurre le condizioni di lavoro, di sicurezza del tutto personale. La gente deve sapere che i vigili del fuoco del Comando di Agrigento sono pochi e i vigili del fuoco non possono più soddisfare subito e tutte le richieste di soccorso che vengono alla sala operativa, perché il personale è carente e dopo un accurato triage che la sala operativa fa in base all'entità dell'intervento, il personale o comunque sia l'utente può anche rischia di attendere anche per molte ore l'arrivo dei vigili del fuoco perché impegnati in altre situazioni. Oggi con questo grido d'aiuto chiediamo al prefetto e ai sindaci di tutta la provincia di Agrigento di farsi portavoce e carico del nostro grido d'aiuto. Quindi per mezzo di interventi risolutivi in modo tale da non ricadere nella tragedia dello scorso anno, perché il fuoco ha bruciato letteralmente tutto e i vigili del fuoco, nonostante l'impegno profuso che hanno messo per gli interventi, hanno rischiato anche di essere calpestati sul vero senso della parola dell'utenza, perché giustamente aspetta invano l'arrivo della partenza. Aiutateci ad aiutarli. Il Corpo dei Vigili del Fuoco oggi manifesta davanti alla prefettura per sollecitare determinate criticità che vengano risolte. Ecco, parliamone con i rappresentanti dei lavoratori dei Vigili del Fuoco. Buongiorno, sono Giuseppe Lunetta e rappresento la Conapo dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Allora, le problematiche sono molteplici, però noi siamo qua per una che è la più grossa di tutti, è la mancanza di personale. Noi abbiamo molta difficoltà ad assicurare alla cittadinanza il nostro intervento. Ci sono molti interventi in coda, abbiamo solo una squadra ad Agrigento e i distaccamenti al limite del personale. Quindi chiediamo che alle autorità intervengano immediatamente per far sì che il personale sia almeno sufficiente, dico almeno sufficiente perché in questo momento siamo insufficienti e non possiamo nemmeno coprire i mezzi che abbiamo in dotazione. Quindi chiedo questo per la cittadinanza e per il nostro Corpo dei Vigili del Fuoco. Grazie. Ecco, oggi noi siamo qua a sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco perché stanno manifestando per sensibilizzare la cittadinanza, anche perché, e questo lo voglio attenzionare, sul fatto che la sicurezza è una cosa che ci appartiene loro come operatività, appartiene a noi come cittadini. Noi sensibilizzeremo il governo, il Palazzo del Governo, il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, affinché dia sostegno e rinforzo a questa unità a garanzia di tutta la cittadinanza. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Grazie. L'eruzione dell'Etna blocca l'aeroporto Fontanarossa a causa della cenere sulla pista. La riapertura dell'aeroporto dovrebbe avvenire intorno alle 15. Intanto per la cenere a Catania è vietato anche l'uso di moto e bici. Corso di formazione per gli operatori dei centri SAI. Le interviste di Arturo Cantella. Oggi un corso di formazione per coloro che frequentano i centri SAI, ETS, Cometa, Agrigento, Santa Elisabetta, Comitini, Racalmuto. Ecco, quali sono gli obiettivi di questo corso che fate? Allora, questo incontro di oggi pomeriggio sarà dedicato alla formazione degli operatori, in particolare alle loro competenze legate all'esplorazione dei conflitti e alla gestione della relazione d'aiuto con le persone che hanno esperienza di immigrazione. Il lavoro sarà svolto con una metodologia partecipativa e collaborativa, quindi lavoreremo in sottogruppi e questo ci permetterà di esplorare le nostre conoscenze, esplicitarle, concettualizzarle e poterle anche condividere. Infatti alla base di questi due incontri ci sarà la possibilità di condividere le pratiche sociali di questi operatori che hanno tanta esperienza sul campo e che insieme nel lavoro comune riusciremo ad esplicitare, no? A portare fuori e a condividere, a mettere in comune con tutti quanti gli altri operatori. Considerando anche il lavoro particolare che svolgono nell'accoglienza.
Sì, assolutamente sì, anche perché la dimensione del conflitto, la dimensione delle contraddizioni è fondamentale nella relazione d'aiuto. Chiaramente, diciamo, non è facile riconoscere l'altro, decostruire gli stereotipi, ma questi operatori sanno che è importante farlo. Quindi lavoriamo su questo, lavoriamo a partire da quello che non ha funzionato, ecco, nelle loro esperienze, e proviamo insieme a ragionare e capire quali strategie, quali scelte loro hanno condotto, hanno portato avanti, e capiamo insieme quali alternative possibili. Anche perché ci sono anche delle difficoltà in questo tipo di accoglienza che si fa, considerando che sono persone che vengono da un altro continente. Sì, assolutamente sì, appunto diciamo, il presupposto è che si è molto diversi l'uno dall'altro, quindi bisogna in qualche modo esercitarsi ad accogliere qualcuno che ci sembra molto lontano da noi. Ecco, e quindi anche questi 2 incontri ci aiuteranno in questa direzione. Anche perché bisogna anche aiutarli per l'integrazione nel territorio con le abitudini nostre. Sì, assolutamente sì, e gli operatori in questo hanno un ruolo fondamentale, perché fungono un po' da mediatori, no? Conoscono la realtà locale e poi hanno un rapporto con queste persone, e quindi in qualche modo possono aiutarli a comprendere anche i contesti, no? Che sono diversi e non sono, diciamo, facilmente conoscibili. Magda Lattuca, avvocato, oggi presenta questa iniziativa, un corso di aggiornamento professionale sicuramente necessario affinché si possano affrontare con determinazione i rapporti anche tra chi viene da un altro continente. È giusto che anche noi che ci occupiamo del sistema dell'immigrazione abbiamo spesso bisogno dei seminari per formazione, la formazione dei formatori, direi io, perché è giusto che anche noi siamo sempre aggiornati su la gestione dei conflitti, su come in qualche modo bisogna operare quando si presentano delle particolari situazioni. Ci sono anche delle pratiche da sbrigare anche da un punto di vista legale, ecco, lei come avvocato sicuramente è abbastanza addentrata nelle dinamiche necessarie. Ci sono tante problematiche, soprattutto successivamente al decreto Cutro, che ha molto ristretto, diciamo, il sistema d'accoglienza in Italia, ha aumentato i paesi sicuri, la lista dei paesi sicuri, per cui per molti dei nostri utenti ci sono adesso delle procedure accelerate che non consentono, diciamo, in breve tempo di risolvere la loro situazione dal punto di vista, diciamo, legale. Per prima che i ragazzi abbiano dei documenti occorre, diciamo, agire con una procedura accelerata, quindi molto spesso avranno il diniego della commissione, bisogna ricorrere in tribunale per chiedere la sospensiva, diciamo, del rigetto e poi vedere come si evolve la situazione. Una notizia di cronaca: dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio a Messina si valutano le condizioni dei feriti. Gravi ma stabili al momento le condizioni delle 2 donne e dell'uomo rimasti feriti nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio, la Arigo Fireworks, a conduzione familiare nella zona di Bordonaro a Messina. I 3 feriti infatti appartengono tutti allo stesso nucleo familiare, sono i 2 proprietari della fabbrica, i fratelli Cristina Arigò di 37 anni e Giovanni Arigò di 42 anni e la madre Giusy Costa 63 anni. Tutti sono stati portati immediatamente al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove sono stati ricoverati e stabilizzati dal personale sanitario. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato all'interno di un piccolo magazzino adibito al laboratorio per la miscela delle polveri, quando un innesco ha probabilmente causato la deflagrazione. Il primo ad essere investito sarebbe stato il titolare della ditta. La madre e la sorella si sarebbero ferite nel tentativo di prestare soccorso all'uomo. Il 42enne ha riportato ustioni su gran parte del corpo, circa il 90%, mentre le 2 donne, che non si trovavano nel laboratorio dove è avvenuta l'esplosione, si sarebbero ustionate in misura più lieve. Per lui è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustionati di Genova. Per quanto riguarda le 2 donne, una rimarrà a Messina, mentre l'altra sarà spostata a Palermo.
Tanta la commozione della cittadinanza messinese, che ha sempre visto la famiglia Rigaud come punto di riferimento nel mondo pirotecnico cittadino da almeno 3 generazioni. La famiglia, infatti, si è occupata di alcuni degli eventi più importanti della città messinese, come la Vara, la festa della Madonna della Lettera, le feste rionali e eventi in provincia. Sul luogo dell'esplosione si è recato anche il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro della struttura e ha acquisito le informazioni che polizia, carabinieri, municipale e vigili del fuoco hanno raccolto sul posto subito dopo l'esplosione. Sono infatti tanti i dubbi che le indagini dovranno fugare. A Porto Empedocle assegnata la cittadinanza onoraria all'ex procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci e al comandante alla stazione dei Carabinieri luogotenente Igor Sistilli. Arturo Cantella. Presidente, ecco un momento sicuramente bello questo riconoscimento qui proprio dal comune di Porto Empedocle, la città vigata di Camilleri. Per me è stato ed è un grande onore e un'emozione al quale sento di dover rispondere assicurando il mio impegno per contribuire, per dare un contributo a far funzionare l'amministrazione di questa città all'insegna dei valori di legalità, ricordando che qualsiasi forma di progresso sociale, progresso civile non ha senso se non avviene nel rispetto della legge e nel rispetto di tutti i cittadini, perché la legalità significa prima di tutto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e davanti alle istituzioni e soprattutto dobbiamo far sì che di fronte all'auspicabile arrivo di tante persone, di tanto turismo verso cui questa città si sta preparando, si possa offrire l'immagine più bella e più felice che questa città conosce. Hai avuto parole di ringraziamento per l'avvocato Fiori, come mai? Perché credo che se oggi io sono qui lo devo a Rosario Fiore, perché so che da lui è partita questa iniziativa. Poi Rosario Fiore lo conosco da anni, abbiamo lavorato insieme nella sua attività accademica, abbiamo fatto tante iniziative insieme e io ho avuto modo di conoscerlo e apprezzare il suo grande valore sia di studioso sia di uomo delle istituzioni. Oggi è una giornata importante, diventa cittadino onorario di Porto Empedocle, sempre vicino ai cittadini. Sì, io ormai sono empedoclino adottivo a tutti gli effetti, ma ci tengo a precisare che tutto quello che è stato detto dal sindaco è in effetti il frutto di tanto impegno non solo professionale ma anche umano. Ho un cerchio di collaboratori eccellenti che mi aiutano e quindi l'amministrazione comunale ha capito appieno che l'Arma dei Carabinieri non è solo essere militari, poliziotti, prevenzione e repressione, ma soprattutto umanità, empatia in favore di chi ha bisogno, e qui a Porto Empedocle ne abbiamo tanto perché insomma, dobbiamo affrontare problemi che sono annosi a livello sociale e anche a livello logistico, per ultima la crisi idrica che ci sta attanagliando, quindi dobbiamo essere presenti e l'Arma deve essere una rassicurazione sociale. Ecco, noi siamo lì, con le nostre caserme sono sempre aperte al pubblico. Oltre ad avere un valore simbolico, perché riteniamo che chi si spende per il territorio debba avere poi un riconoscimento, anche se simbolico, ma di gratitudine della città, e la prima edizione, che è quella che oggi siamo andati a celebrare, rappresenta il riconoscimento a 2 personalità, sempre nel mondo della sicurezza, della tutela della legge. Uno è il procuratore Agueci, ex componente della DDA, l'altro l'attuale comandante della sezione dei Carabinieri di Porto Empedocle, che sul territorio rappresentano il presidio alla legalità. Il nostro è un territorio difficile, un territorio che ha 1000 problemi, però sia da una parte che dall'altra si è riusciti a trovare quell'equilibrio che non porti a commettere atti criminosi. Quindi il riconoscimento di oggi è il giusto riconoscimento ad una carriera e alla collaborazione con il procuratore Agueci, che fa parte del nucleo di controllo del comune di Porto Empedocle, e del comandante Igor Sistilli, che giornalmente con i suoi collaboratori, con l'intero corpo dei carabinieri, gira per il territorio, cerca di
trovare laddove è possibile le soluzioni senza dover procedere ad arresto o altro, capendo che molto spesso gran parte dei problemi sono dettati dall'esasperazione e dalle difficoltà economiche giornaliere. Però un grazie, devo dirlo, e va rivolto a tutte le forze dell'ordine che insistono nel territorio di Porto Empedocle, perché in sinergia con tutti riusciamo ad avere un controllo quasi totale del territorio. Oggi per noi è un giorno importante, la presenza del procuratore Guecio e del comandante di Corsi Stilli corona 2 anni di amministrazione nel segno della legalità, della trasparenza e nella possibilità di fare e far vedere ai nostri giovani, che saranno la classe dirigente, i cittadini di questa città negli anni a venire, che si può e si deve amministrare ed essere cittadini del mondo rispettando le regole, e quindi partendo da questo per costruire una città migliore e vivibile negli anni futuri. È chiaro che questa è la prima edizione. Il prossimo anno individueremo altre 2 o 3 personalità che si sono distinti non soltanto nel campo di quello che è la tutela del territorio, ma nel campo dell'associazionismo, dell'imprenditoria, in modo tale da dare il giusto riconoscimento a chi merita di ricevere il riconoscimento da parte non soltanto del sindaco, ma dell'intera città di Porto Empedocle. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Presentato ad Agrigento il piano salute dell'ASP, Davide Sardo. Parliamo di tutte le attività dell'ASP che sono molto variegate, riguardano tutti i dipartimenti, l'area territoriale, l'area ospedaliera, l'area della prevenzione, l'area amministrativa con le assunzioni che abbiamo fatto e che stiamo facendo, quindi è come intendiamo procedere nei prossimi 2 anni, quindi non si tratta solo di una cosa. L'unica, se volete, una notizia di questa sera è quella che domani deliberiamo l'inizio dei lavori del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, che questa può essere forse la buona notizia che aspettavamo in queste settimane. E poi per il resto i nostri problemi sono acquisire le risorse umane, non ultimo i problemi che abbiamo avuto per l'ortopedia dell'ospedale di Sciacca, cioè non è che stiamo tentando in tutti i modi di poter acquisire specialisti per dare la giusta ed efficace assistenza sanitaria a tutta la popolazione in tutta la provincia. Come sta la sanità agrigentina, direttore? Ma guardi, da esterno, perché ormai sono da 5 mesi qui, però l'ho vissuta da esterno, abbiamo delle zone di eccellenza e delle zone di criticità. Dobbiamo lavorare sulle zone di criticità e dobbiamo mantenere le zone di eccellenza. Per le zone di eccellenza penso ad esempio alle emodinamiche, alle 2 emodinamiche che funzionano benissimo sia a Sciacca sia ad Agrigento. Per le criticità penso all'ortopedia in entrambi gli ospedali, ma sono solo 2 esempi, ma dobbiamo lavorare su tutti i campi. Brutale pestaggio contro un rider di 55 anni da parte di un gruppo di 20 persone ieri sera in piazza Principe di Camporeale a Palermo. Il lavoratore della piattaforma di cibo a domicilio Glovo è andato a fare una consegna col suo scooter tra le 22 e le 22:30. Il cliente gli ha chiesto di portare l'ordine al piano e lui ha risposto di no, che non poteva. Il cliente a questo punto ha cominciato a inveire ed è sceso. Ha cominciato a picchiarlo buttandolo per terra. E nel frattempo dal palazzo sono arrivate una ventina di persone e hanno iniziato a prenderlo a calci e a pugni dappertutto. Da lite tra cliente e rider si è trasformata in una rissa da strada solo quando per strada si sono avvicinate altre persone che dicevano lasciatelo stare, lo state ammazzando. Il rider, che aveva per fortuna tenuto il casco in testa, si è potuto allontanare. Tornato a casa si è sentito male e ha chiamato polizia e ambulanza che lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Policlinico. In ospedale in mattinata è stato sottoposto a un altro attacco cerebrale. La prognosi per lui è di 90 giorni. Un'aggressione in piena regola di una violenza inaudita, dichiara Francesco Brugnone, segretario generale Nidil CGIL Palermo, che ieri sera si è subito recato in ospedale. Aveva contusioni, segni di graffi e pugni in testa, sul collo, macchie di sangue sul torace, sulle braccia. Per fortuna non si è tolto il casco, altrimenti poteva finire peggio. L'ordine era per una persona sola, non sappiamo se le persone che hanno partecipato alla rissa fossero a casa del cliente o no, ma sono uscite tutte dallo stesso portone.
I rider non hanno l'obbligo di fare le consegne al piano. L'abolizione della possibilità di consegna al piano è una delle richieste della nostra piattaforma rivendicativa, ribadita a maggio durante lo stato di agitazione. Per il rider è a rischio salire al piano, è il momento in cui subiscono i furti di monopattini e scooter, uno stato di cose che abbiamo denunciato. La violenza a Palermo, aggiunge Brugnone, è arrivata ormai a livelli insostenibili. Lo avevamo già dichiarato l'ultima volta a metà giugno, dopo che un rider è stato aggredito e rapinato dell'incasso a mano armata a Tommaso Natale. È la triste conseguenza di quello che sta accadendo a Palermo, in una città dove manca in questo momento il controllo delle forze dell'ordine e del comune, dove servirebbe la presenza di una figura istituzionale. A febbraio abbiamo chiesto un incontro con la FILT all'amministrazione comunale per i problemi di sicurezza e viabilità e della guerra in strada di cui i rider sono le prime vittime. A febbraio siamo a luglio e le aggressioni continuano senza sosta e senza che arrivino risposte a questa emergenza. Ancora un gravissimo episodio di violenza in via Macheda a Palermo. Il fatto risale a ieri pomeriggio. A pagarne le spese un giovanissimo tunisino di 17 anni, al momento ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, in seguito a un brutale pestaggio. Siamo a pochi metri all'ingresso di Ballarone, il tratto tra i Quattro Canti e la stazione, una zona caldissima della città, dove sono sempre più frequenti e ripetuti casi di criminalità diffusa. Una situazione di grande disagio per residenti e commercianti che da tempo sollecitano le istituzioni per istituire un presidio fisso di polizia per il controllo della zona. Siamo stanchi di questa situazione, vedere continue litigi, sti ragazzi che bivaccano e spacciano. L'altro giorno spacciavano davanti alla farmacia, proprio davanti all'ingresso della farmacia. Gli ho dovuto dire: per piacere, avete bisogno di qualche cosa? No, ce ne stiamo andando, però si sono spostati, cioè non è che se ne sono andati, continuando sempre a spacciare. C'è una lite ogni giorno qua ci sono liti. Siamo veramente stanchi di subire tutti i giorni queste risse, questi litigi, siamo completamente abbandonati perché le istituzioni non ci hanno dato alcuna risposta alle nostre richieste. Perché noi chiediamo con maggiore insistenza un presidio fisso, perché la zona, che è un'arteria principale della città, è strada di arrivo e partenza dei tanti turisti che arrivano in città e di cui l'amministrazione va fiera. Questo tratto di strada non ha nessuna speranza proprio di redenzione. Intanto facciamo gli auguri a questo ragazzo di 17 anni che in questo momento è in gravi condizioni all'ospedale. Dopo di ciò rappresentiamo ancora una volta al questore, al prefetto, a tutti gli organi che si occupano di sicurezza che questo luogo, che questo quadrilatero della stazione centrale ha necessità di una maggiore attenzione da parte di chi si occupa di sicurezza. È necessario istituire dei presidi che possano garantire ai cittadini, ai residenti maggiore serenità. Ciò che manca, i cittadini hanno paura in qualche modo a transitare in questo luogo, i residenti soprattutto. Faccio un appello all'assessore alle attività politiche e sociali del Comune di Palermo affinché aumenti la presenza degli assistenti sociali per coloro che vivono per strada. Sono davvero tantissimi nel quadrilatero della stazione centrale, piazza Giulio Cesare, via Alessandro Manzoni. Faccio un appello al comandante della Polizia Municipale affinché ci sia più presenza da parte della Polizia Municipale in questi luoghi. Siamo allo sport calcio, il Pro Favara in Serie D prende il nome di Castrum Favara, un po' di Canicattì e un po' di Castrofilippo. Ci dice tutto Giuseppe Moscato. Adesso è ufficiale, la Pro Favara nella prossima stagione agonistica 2024-2025 giocherà in Serie D, ovvero nel massimo campionato nazionale dilettanti. Non si chiamerà più Pro Favara ma ASD Castrum Favara in conseguenza del trasferimento del titolo dalla ASD Canicattì e la conseguente nascita di una nuova società e una nuova sede. Il travagliato iter burocratico si è concluso l'altro ieri e sarà perfezionato con l'iscrizione al campionato entro questa settimana. La SD Castrum Favara disputerà naturalmente le partite interne allo stadio Bruccoleri di Favara. La prossima settimana sarà convocata una conferenza stampa per la presentazione del nuovo organigramma societario, del nuovo allenatore, da tempo circola il nome di Pietro Infantino, dello staff tecnico e della campagna abbonamenti. La società giallo-blu ringrazia la SD Canicattì Calcio per aver permesso la definizione del progetto calcistico 2024-2025.
Subito dopo la cocente eliminazione dalla finale nazionale d'eccellenza per l'accesso in Serie D con il Pompei, la macchina organizzativa della Pro Favara si era rimessa in moto con l'obiettivo di puntare nuovamente al salto di categoria e lo ha fatto con immutato entusiasmo, percorrendo tutte le vie possibili, trovando nella sua strada il Canicattì, i cui dirigenti biancorossi, stanchi dopo 10 anni di sacrifici senza la disponibilità di un proprio campo di calcio, avevano dichiarato che non avrebbero iscritto la squadra al campionato. Gli impegni ufficiali inizieranno con la Coppa Italia di Serie D che scatterà il 25 agosto, mentre il campionato prenderà il via l'8 settembre. Un campionato che si annuncia molto interessante per la presenza di società blasonate e di molte siciliane come Acragas, Licata, Nissa, Enna, Acireale, Paternò, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Nocerina e altre. Una sorta di derby ogni domenica nella quale adesso c'è a pieno titolo anche la SD Castrum Favara. Dei nuovi arrivi in casa Acragas di FIGC e calcio giovanile ci parla invece Carmelo Lentini. Continua la campagna acquisti per l'Acragas e del neotecnico Leo Bonfatto. Infatti, come era stato preannunciato nei giorni scorsi dal DS Peppe Cammarata, prosegue la serie di riconferme in casa biancazzurra. Infatti, dopo Grillo è arrivata quella di Simone Scozzari, classe 2005, un under che ha accumulato l'esperienza necessaria per giocare in prima squadra e anche da titolare. La scorsa stagione con l'Acragas in Serie D ha accumulato 27 presenze, andando a segno anche con il Ragusa in trasferta. Simone Scozzari può giocare sia da terzino, centrocampista ed esterno offensivo. C'è un altro ritorno in casa Acragas, si tratta dell'esperto Leo Pellegrino che da alcuni anni, prima esattamente nel 2010, divenne anche l'allenatore della prima squadra dell'Acragas. Ritorna dopo quasi 6 anni comunque, perché già nel 2018, quando si trovava in Lega Pro, ricopriva il ruolo di preparatore dei portieri con a capo con il tecnico Lello di Napoli. È un ennese puro sangue, la scorsa stagione era in forza alla Mezza in Serie D e prima ancora nel Gravina e nel Picerno. Lunga la lista delle squadre in cui ha difeso i pali, come Marsala, Alcamo, Ercolano, Turris, Ischia Giarre, Castel di Sangro e Leonzio. Il preparatore Leo Pellegrino, insieme con lo staff tecnico, sta visionando alcuni portieri che dovrebbero essere ingaggiati a breve dalla società biancazzurra. Una notizia di FIGC: a conclusione della stagione calcistica 2023-2024, la delegazione d'Agrigento del presidente Angelo Caramanno organizza la premiazione delle società vincenti nei diversi campionati organizzati dalla delegazione FIGC LND di Agrigento. La manifestazione avrà luogo giovedì 11 luglio alle ore 17 presso la sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara. E concludiamo con una notizia di categoria, Under 17 e 15. L'Atena per il secondo anno consecutivo si appresta a disputare i campionati regionali Elite sia nella categoria Under 17 che in quella Under 15. Campionati che rappresentano la massima espressione del calcio giovanile della regione. L'Atena, lo vogliamo ricordare, è l'unica società della provincia di Agrigento a partecipare ai massimi campionati regionali elite in entrambe le categorie, un traguardo di assoluto valore che consentirà a molti giovani calciatori del territorio di confrontarsi con il meglio del panorama calcistico giovanile della regione, una vetrina unica testimoniata anche dalle convocazioni nelle rappresentative regionali e nazionali che hanno riguardato quasi esclusivamente calciatori militanti nei campionati elite, tra cui diversi calciatori dell'Atena.
La società, dopo la brillante stagione scorsa, è già al lavoro per completare le rose delle due formazioni che saranno impegnate nei campionati elite. A tal proposito organizzerà degli stage rivolti a giovani calciatori delle categorie 2008-2009 e 2010-2011. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.